11:37 minuti, come avete capito questa è Alla Catalla, c'è anche Tony Etna oggi, ma abbiamo anche un ospite che più tardi vi presenteremo, che è venuto a trovarci, un comico, anzi il comico. Io penso che insomma quando ero ragazzino, adesso non è per dire che è più grande di me. No, ho avuto anch'io la stessa sensazione. Non è per dire che è più grande di me, però quando ero ragazzino io lo andavo a vedere negli spettacoli in piazza, che ne so, mi trovavo una sera, mi ricordo, a Letojanni con la famiglia e si riempì una piazza enorme, quella di Letojanni, di tanta gente, perché venne questo ospite da tanti anni ormai. Quanti anni? Fammi segno con la mano, quanti anni? 40? No, 40 anni che ha, 40 anni ce li ho io nel senso di vita. Lui da 40 anni esatti invece sale su un palcoscenico e fa divertire col teatro e col cabaret. Intanto buongiorno e ben arrivato a Pippo Barone. Ciao, come stai Pippo? Ciao, buongiorno a tutti. Come siamo comandati? Come va il teatro? Il teatro va sempre avanti. Quest'anno sei all'ABC. Al Teatro ABC. Teatro ABC, dove si svolge anche la trasmissione insieme, dove anche sei ospite ogni tanto, ma soprattutto c'è il teatro in questo momento della vita artistica di Pippo Barone. E il prossimo lavoro mi pare cadrà ad aprile. Quando esattamente? 21 e 22 di aprile. E che cosa porterete in scena con i tuoi Pronto baldi? Soccorso. Pronto soccorso. Tutto quello che succede all'ingresso di un ospedale. Tutti gli ospedali. Scusami, ma voglio dire, non è che ci vuole molto, no? Perché basta che uno si ferma in un pronto soccorso vero di Catania, riprende con una telecamerina come questa e puoi scriverci un copione. Sono cose vere. Il copione è stato scritto da Rino Longo e dal sottoscritto, perché insomma riadattato da Pippo Barone. Riadattato per tutto quello che succede quotidianamente in tutti dentro i pronto soccorso. Beh, intanto invece come va da un punto di vista personale, così Pippo come oggi? Te vero bello caroso. Ma insomma tanto caroso non so niente, anche perché insomma il tempo passa un po' più grande e abbiamo detto prima che io ero ragazzino e ti guardavo fare già il comico di grande successo, e quindi insomma ne sono passati di anni, ormai sono 40 di carriera, 42 di carriera. Ho cominciato nel 70, hai capito? Io nascendo 70 lui, c'è meglio che Mammuccio, ha 4 figli se non erro. 4 figli. Allora, la grande è Carmen, poi Grazia che è la seconda, poi c'è il maschio. Scusa, mi permetto di dire, posso fare gli auguri in diretta a chi? A mia figlia. Chi? Quale? Il terzo mese. E per la prima volta diventi nonno. Adesso diventare nonno. Ma porca miseria, tanti auguri a Grazie. Tu sei un po' Peter Pan, no? Sei un po' diciamo di quelli che quando sale sul palco ritorni sempre uguale a 40 anni fa, no? Hai sempre questa verve. Non ho mai dato un giudizio a me stesso, preferisco essere sempre. Ma tu sei un po' il folletto del palcoscenico, si chiedo casao da un punto all'altro, no? Magari, per esempio Piantanticolo. Per esempio Piantantico di Gesualdo Carducci. Bellissima, vediamo. L'albero che tendeva la pargoletta, mano in verde melograna da bevermigli fiori nel muro torto salingore in verde tutto l'oro giugno lo ristorante luce di calotto il fiore delle mie piante per costanare dita tu delle nute vite estremo uno fiose nella terra fredda se nella terra negra nessuno terra allegra non ti risveglia amor Tarwoddi alla grande scuole medie scuole superiori Carusi, ma io dico così uno può recitare la Divina Commedia, che ne so, in 42 minuti, no? Tutta quanta. Bravo, non sarebbe male. Qua l'argomento di oggi è: hai mai perso la testa per qualcuno? Sì. Pippo Barone, tu l'hai persa la testa per sempre, qualcuno? Anche oggi la perdo. La perdi sempre? Ma perché sei distratto? Basta che vedo belle femmine. No, ti prego. Però tua moglie, che invece si chiama? Che amo tantissimo. Che si chiama? Lella, no? Lella. Non gliel'ho mai detto. Ecco, che salutiamo. Che peraltro è una donna bellissima, te lo posso dire Pippo, sei geloso? No, ci mancherebbe mi fa altro. Tanto piacere. La moglie di Pippo Barone è una donna bellissima, simpatica, ha sempre questo sorriso stampato sul viso. Senti Pippo, com'è Pippo Barone a casa? Sei uno che fa delle cose, sei uno che sistema le cose che si sfasciano, ami cucinare quando sei libero? Lo fa tutto mia moglie, poverino. Proprio mascolo sicolo di chi lo antico? L'età è questa. Che c'è una pottare magari i tappini? L'età è questa. Ma tu continui a dire questa cosa dell'età, Pippo, tu sei ancora giovanissimo. Sai perché me ne rendo conto di essere Pippo? più grande? Per esempio, una quindicina di giorni fa. Un piccolo incidente con la macchina. Cosa che ammatto, no? Lo so, giustamente, dice cosa che ammatto. Appena scendi la macchina, la prima cosa che capisci, sai qual è? Pigliare un numero della tag della macchina. E invece perché, scusa, di solito o pigliare un numero da signora che mi investiu. Un numero di telefono. Una volta avresti chiesto il numero di telefono. Da qualche anno a questa parte ci basta un numero di tag. Un numero da tag, metto sicuro. Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia, appunto vi danno appuntamento domani tra le 11 e le 14, a stasera alle 20 con la replica, ma prima di questo non possiamo non congedare con un saluto ricordando anche il suo sito famoso, il nostro amico Pippo Barone. Pippo Barone
www scrivi tu, Caunni scrivi e rispondo sempre io. Ciao Ciao, a Pippo. tutti, grazie. Alla È stato un Catalla. grande piacere, una bella giornata. Tutto ciao, nostro. Giuseppe Castiglia, ciao Pippo. Fabio Formosa, ciao. Non è che torna quando diventa nonno ora, torna prima, no? Con tanto piacere. Grazie, Pippo, alla Catalla. Un'aria favolosa qui dentro. Beh, siamo grazie, contenti, grazie. Ciao, alla Catalla, ciao, Maffio. Ciao. Alla Catalla è stato fatto